Professore, stiamo sempre parlando delle conseguenze nella psiche delle persone, soprattutto degli anziani, di questa pandemia, della gestione che è stata fatta, dell'evolversi delle varie situazioni. Professor De Leo e professor Trabucchi con noi collegati. Professor De Leo, lei ha fatto appunto un excursus iniziale con cui sottolineava alcune manifestazioni che ci sono state, il tutto in un contesto di più regioni dove la situazione è stata gestita diversamente, in territori, addirittura ambiti comunali, e in un contesto internazionale che vieppiù è diventato sempre più allarmante. Anche questo ha impattato sulle persone. Direi di sì, perché dà la sensazione che veramente neanche i più forti, neanche i più grossi, neanche i più grandi riescano a difendersi bene. Quindi fa molta impressione che per esempio gli Stati Uniti stiano soffrendo un numero di contagi, un numero di vittime del morbo così alto, anche se in proporzione è ancora più basso di quello che abbiamo sofferto noi in Italia. Ci dimentichiamo che gli Stati Uniti sono 340 milioni di abitanti, noi siamo 60 milioni, quindi quando facciamo i calcoli devono essere proporzionati alle popolazioni. Vediamo l'Inghilterra, abbiamo visto gli orrori della Spagna, vediamo anche la Francia, insomma vediamo le nazioni più importanti sviluppare questo senso di vulnerabilità e quindi di incapacità di rispondere, di contenere questo grandissimo fenomeno tragico di questa infezione, di questa malattia. Per contro guardiamo con un po' di invidia e anche con perplessità alla reazione dei nostri amici tedeschi, che invece riescono a contenere molto meglio di noi almeno il numero dei decessi, se non il numero dei contagiati. Ma questo, esatto, bravo, lei ha toccato un aspetto interessante, ma questo è dovuto a una struttura mentale diversa, cioè nell'essere molto più autocontrollati, rispettosi delle norme, attenti. Là si è parlato di distanziamento sociale, attuano il distanziamento sociale, di presidi chirurgici li hanno presi, cioè perché hanno una struttura anche di reazione diversa rispetto alla nostra, oppure no? E questo per noi è anche importante da capire, perché in proseguo di tempo... Cioè, da quando esistono le barzellette si sono sempre comparati italiani e tedeschi e magari francesi o britannici a seconda dei turni, ma evidentemente abbiamo una forma mentis, un'organizzazione diversa. Poi io credo che i conti si faranno solo alla fine, sperando che ci sia una fine, nel senso che forse riusciremo a capire meglio se la differenza sta nelle rianimazioni, nel loro numero, nella loro organizzazione, che ne so, negli impianti di aereazione e condizionamento, nella popolazione più giovane, nella preparazione alla crisi, che certamente noi avevamo misura molto poco appropriata, l'esigenza, la disponibilità di mezzi di protezione e poi alla capacità dei cittadini di regolamentarsi. Anche se devo dire personalmente, io che ho vissuto metà della mia vita all'estero, sono rimasto molto impressionato dalla reazione dei miei concittadini e dei miei connazionali italiani, perché non li immaginavo tutto sommato così rispettosi del distanziamento sociale. Quindi anche noi alla fine ci siamo saputi adeguare all'emergenza. Però sicuramente i nostri amici tedeschi hanno una mentalità, un modo di reagire, un modo di organizzarsi, un modo di lavorare assieme diverso dal nostro. Ecco, lei ha detto di reagire, è rimasto stupito. Questa reazione però non è stata guidata, è inutile dirlo, ognuno si è stata data una disposizione, come accennava il professor Trabucchi, limitazione della libertà individuale che per noi è sacrosanta, con delle imposizioni e con delle sanzioni, tra l'altro controlli molto assidui, però
non si è controllato come veniva recepita, cioè dando dei tempi certi, perché sono stati prorogati di là nel tempo, si diceva dopo Pasquetta, dopo questo, quindi questo ha creato sempre uno stato, cioè anche comunicati il giorno prima per il giorno dopo, cambio radicale, uno non sapeva neanche se poteva più andare a fare la spesa e di qua le corse alle spese folli, perché si pensava che tutto venisse chiuso, cioè tutto molto gestito sempre in emergenza, che è poi tipico per carità del nostro paese, però questo ha delle ripercussioni nelle persone, è inevitabile negarlo, no? Cosa ne pensa lei? E la stessa domanda la giro dopo anche al professor Trabucchi. Guardi, per essere brutalmente franco, io sì. devo dire che c'è molta retorica, molta ricerca del consenso, ma anche molto paternalismo in quello che si sente alla televisione. Forse la posizione scientifica più corretta all'inizio sarebbe stata quella di dire non so, devo studiare, devo cercare di capire, posso produrre delle ipotesi, ma queste ipotesi devono essere verificate dai fatti. Quindi cerco di dirti, cittadino italiano, che dobbiamo avanzare con prudenza e dobbiamo avanzare cercando di essere il più accorti possibile. Io credo che sia mancato proprio questo aspetto di spiegazione alla gente, facendoli compartecipare anziché subire le decisioni che poi sono apparse sempre modificative o adattabili a contesti diversi, i 100 metri, i 200 metri, il cane, non cane, il runner, non runner, insomma la mascherina di tessuto, la mascherina chirurgica, cosa diavolo mi metto, dove la trovo poi, la clorochina, non la clorochina. Guardi, è stato un tale bailam di situazioni che alla fine l'importante era avere i nervi saldi, Sì, bravissimo, perché esatto. se una persona non è fortunata e ha un equilibrio fragile, questo equilibrio salta facilmente in questo contesto e di fatto tutte le telefonate alle molte reti di assistenza telefonica e di supporto che si sono attivate in questo periodo, fortunatamente, riportano gente molto arrabbiata, gente che urla al telefono, gente che dice che non dorme più, che non riesce più a vivere, che è terrorizzata, che non sa che cosa fare. Salgo in ascensore, non salgo in ascensore, è contaminato l'ascensore, ma come faccio a fare 7 piani di scale, eccetera. E queste sembrano piccole cose, ma in realtà sono spie di un disagio che poteva essere gestito in una maniera diversa. Sembra che poi si faccia dietrologia, no? Che sia facile tirare le somme, se si tratta di somme sono un po' premature comunque, ma che sia facile criticare quando le cose sono già state portate avanti, già fatte da qualcun altro. Comunque, semplicemente io dico, si fosse fatto compartecipare, spiegare con più candore, anziché con frasi nette, paternalistiche, del tipo non c'è nessun rischio, oppure dovete fare tutti così, oppure questa è la cosa giusta da fare. Beh, insomma, non lo so se sappiamo ancora come funziona questo virus, non so se siamo disposti a berci l'idea della zuppa di pipistrelli o di pangolini. Insomma, ci sono tante cose che devono ancora essere chiarite e chissà se lo saranno mai. Ma certo che in questa mancanza di compartecipazione viene a mancare la fiducia. Esatto, e quindi si aumenta il complottismo, si aumentano le ipotesi strane, perché non si capisce niente, perché il fraseggio istituzionale è contraddittorio e quindi nelle contraddizioni si insinuano i dubbi, ovviamente. Chiaro. Professor Trabucchi, ecco, la stessa domanda un po' la giro anche a lei, aggiungendo questo fatto che effettivamente anche ragionevolmente la persona dice ma perché poi i 200 anziché i 300, i 3 chilometri da casa, ma mi stai prendendo in giro, cioè nell'aria non c'è niente, io non devo stare vicino a un'altra persona, non c'entra quanto distante sono e già questo infastidisce non poco, soprattutto persone che hanno una certa struttura mentale, che magari anche non hanno una certa età, perché come si diceva, magari per i più giovani può essere anche accettabile, perché riescono ad adattarsi forse anche di più, per altri diventa a volte intollerabile la cosa.
Una presa in giro quasi. Anche se capisco benissimo la posizione molto dura e molto saggia del mio amico Diego De Leo, sarei un pochino più comprensivo verso questo confusione enorme che è stata fatta, cioè non avrei voluto trovare la figura di Conte, per esempio, mi è parsa una figura tragica, lasciato da solo, perché ci sono stati molti momenti in cui i ministri, che poi sono diventati dei ciarlieri e talvolta anche ciarlatani, l'avevano lasciato da solo, e quindi poverino, tutto il mio rispetto, perché cercava di tenere insieme un paese che in alcuni momenti perdeva i pezzi. E poi parliamoci chiaro, e qui so di essere assolutamente in accordo con il professor De Leo, la scienza ha detto una serie di stupidaggini. Contraddizioni. Io adesso non voglio ricordare questi grandi soloni che adesso vanno per la maggiore, che all'inizio hanno detto cosa volete, è un'influenza come le altre, li abbiamo sentiti tutti, ma quelli che più importanti. E quindi capisce il messaggio, la politica nel disastro, la scienza nel disastro, e poi il cittadino italiano, a mio giudizio, ne è venuto fuori anche meglio. Ha ragione il professor De Leo a dire che abbiamo sentito tante tensioni, ma anche tanta solidarietà, tanta voglia di dire dobbiamo muoverci ugualmente, questa è la nostra situazione, cerchiamo di non farci che non ci opprima più di tanto questa incertezza, proviamo a vedere, andiamo nei negozi solo quando c'è bisogno, cerchiamo davvero di stare a casa, e io mi sono meravigliato anch'io di quanto fossero obbedienti i miei concittadini. Ecco, quindi uno sguardo più sereno allo scenario, che adesso però deve cambiare. Ecco, perché esatto. Adesso la scienza resta incerta. Per esempio il fatto, e ce lo dice la letteratura internazionale a tutti i livelli, che ancora non sappiamo bene quali sono gli interventi terapeutici. Lasciamo stare il vaccino che verrà chissà quando, speriamo presto, ma oggi abbiamo a disposizione 5, 6, 7 prospettive terapeutiche e non c'è nessun impegno da parte della medicina ufficiale, diciamo, delle grandi, non parliamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche delle grandi università americane, quelle che hanno davvero la cultura medica inverata, non sono state in grado di dirci è meglio una cosa, è meglio l'altra. E allora assistiamo poi ai politici che ci dicono no, è meglio l'antimalarico, è meglio dell'altro. Poi questi farebbero bene a tacere, però in uno scenario drammatico, e speriamo che le cose si risolvano, ma fino a che non saremo in grado di fare degli studi seri e non degli studi empirici come abbiamo fatto fino adesso per dire che questo farmaco è più efficace dell'altro nel garantire una sopravvivenza, e in che persone? Nei giovani, nei vecchi, nelle persone che hanno una malattia cardiovascolare, nelle persone con un problema polmonare precedente. No, non abbiamo indicazioni. Questo non lo dico per far seminare paura nei nostri ascoltatori, ma per dire che siamo tutti sulla stessa barca e che quindi se gli sembrerà di ricevere risposte inadeguate magari dal loro medico di famiglia, è perché il medico di famiglia si trova nella stessa condizione nella quale sono io in questo momento. Se mi dicessero di impostare seriamente una progressione terapeutica nelle varie fasi della malattia, che sappiamo che deve essere indicata, non saprei dire, pur avendo personalmente una cultura farmacologica purtroppo di molti anni. Ecco, quindi pazienza è il mio consiglio, fiducia nel medico, perché mediamente, anche se non dispone di strumenti ancora definitivi sul piano terapeutico, oggi abbiamo acquisito, grazie anche alla sofferenza di molti, una sensibilità per capire cosa fare sugli altri piani. E allora capiamo che il malato non va mandato in ospedale quando ha problematiche respiratorie serie, dopo con il rischio di un ricovero in terapia intensiva immediato, anche se può darsi che il malato ci opponga a questo trasferimento. Sappiamo invece che può essere tenuto a casa quando i sintomi sono ancora molto lievi, e allora si può provare qualche trattamento terapeutico. Cioè
controlliamo, la medicina controlla la situazione, non controlla ancora i farmaci, ma vorrei dirlo proprio per tranquillizzare chi ci ascolta. Fidatevi mediamente i medici di famiglia, i medici dell'ospedale, i medici delle residenze per anziani, qui si apre un altro discorso molto delicato, sanno cosa fare oggi. Chiaro. Purtroppo non sempre le scelte poi portano a un successo, ma non dipende Certo. dal medico, non dipende dalla medicina, dipende purtroppo da una natura che ci ha messo davanti a tali e tante sorprese in questa situazione che talvolta ci troviamo disarmati. Allora siamo un po' in chiusura, una domanda di chiusura per lei anche proprio e dopo per il professor De Leo. Ipotizzando, scongiuri facendo che il virus si possa ripresentare nuovamente con una stagione fredda prossima o che ci siano delle ricadute, che consigli si sente di dare per riuscire a reagire, quindi consigli relativi al suo ambito di competenza, per riuscire a reagire meglio anche sotto il profilo psicologico, perché tanti hanno fatto ricorso a psicofarmaci, antidepressivi, ansiolitici, sonniferi, di tutto e di più, perché non sono riusciti ad affrontare bene. Cosa si sente di raccomandare? E dopo la stessa domanda la chiedo proprio in chiusura anche al professor De Leo. Il problema è delicatissimo, perché se adesso diciamo non succederà niente, andiamo avanti, rischiamo di far poi nel momento della crisi che le persone prendono paura gravissima, non me l'avete detto. Se invece già da oggi partiamo dicendo guardate che c'è il rischio, riusciamo di non dare speranza, rischiamo di coprire la vita di questi nostri concittadini di dolore, di ansia, di paure. Ecco, quindi il consiglio non è mai di carattere generale, può essere dato alla singola persona, alla persona che sappiamo che è paurosa. Dovremmo dare un tipo di consiglio alla persona che è più coraggiosa. Certamente non dobbiamo semplificare le cose, non dobbiamo negare i rischi, perché altrimenti non faremo il nostro mestiere, saremo dei ciarlatani. Ecco, possiamo però dire, guardate, il passato, la crisi che avete subito vi darà la forza perché avete esperienza. Avete sperimentato cosa vuol dire restare a casa, avete sperimentato cosa vuol dire non muoversi, avete sperimentato cosa vuol dire avere una dieta non appropriata. Ecco, queste cose le dovrete cambiare. Ecco, per star meglio. Trovate il modo, per esempio, per impostare fin da adesso una scelta di una dieta ben fatta, trovate modo per avere un rapporto forte con il medico di famiglia, trovate modo per impostare un'attività motoria per quanto piccola, per quanto limitata. Ecco, queste cose provate a fare tesoro dell'esperienza, credo che sia il vero messaggio forte che possiamo dare. Grazie professor Trabucchi. Professor De Leo, lei cosa si sente di dire invece in chiusura? Guardi, di nuovo sappiamo poco ancora di questa condizione. Il virus è nelle acque reflue, è nelle lacrime, non è nelle lacrime, il virus è negli ambienti poco aregiati, è pericoloso sedersi vicino ai condizionatori, le terapie, quali saranno le terapie, che cosa ci dobbiamo pensare di fare, perché continuare a prescrivere alla gente solo la tachipirina al momento iniziale dei sintomi potrebbe anche essere forse superato da accorgimenti migliori, senza adesso voler spendere una parola in più e in meno verso questa o quell'altra cosa. Abbiamo bisogno di trials, abbiamo bisogno di studi controllati e soprattutto di evidenze che siano replicate in contesti analoghi. Ancora queste cose non le abbiamo, per cui tutti dovremmo essere purtroppo molto prudenti. Se ci fosse una recrudescenza autunnale, vorrebbe dire che il virus è sensibile anche alle temperature, all'umidità e a queste cose, situazioni che sono state negate da molti ricercatori fino ad adesso. Quindi che cosa pensiamo? Che di nuovo con l'umidità e con il freddo avremo una nuova catena di eventi disgraziati come quelli che stiamo sopportando adesso? Avremo comunque l'esperienza di adesso che ci renderà più accorti, più sospettosi, più timorosi e quindi un po' più avveduti
meno increduli di adesso, quindi questo sarà comunque un vantaggio. Avevo comunque una proposta da fare. La butti là? Io sono uno psichiatra, per cui ho vissuto in questo periodo le angosce di molti miei pazienti e di altre persone, pazienti che non potevano essere controllati con la periodicità cui erano abituati, cui le medicine abituali potevano anche venire a mancare. Finalmente c'è stata una normativa che ha concesso di andare in farmacia con il messaggio della ricetta su WhatsApp, perché in precedenza non era possibile, ci voleva la ricetta cartacea, la ricetta elettronica. Che messaggio vuole mandare? Ecco, ma voglio dire, anche per tutte le persone anziane che hanno non solo difficoltà a provvedersi i farmaci, ma anche a mangiare regolarmente, alle persone che sono isolate, che sono tenute isolate, che sono evitate per le ragioni di cui abbiamo parlato, perché non pensare a un servizio civile veramente incentivato da parte di molti ragazzi? Sarebbe un'esperienza molto importante e un incremento dell'assistenza domiciliare molto importante. Abbiamo una popolazione di anziani noi. Certo, e quindi si collega a quello che diceva anche il professor Trabucchi sostanzialmente. Esatto, e quindi cerchiamo di utilizzare queste risorse che poi diventano anche un tesoro formativo, educativo per le giovani persone, perché si rendono conto di quali sono i veri problemi della vita e di quanto difficile può essere portare avanti anche una mansione regolare, quotidiana, basata sugli elementi necessari al sostentamento. Quindi forse chi si occupa di leggi e di programmi di formazione potrebbe pensare di prevedere questa introduzione in ragione di quello che c'è accaduto. Certo. Allora io dovevo lasciarvi, quindi vi ringrazio del vostro intervento, buona serata naturalmente, buon lavoro, ci riaggiorneremo. Grazie al professor Trabucchi, grazie al professor De Leo di essere stati qui con noi. Voi cari telespettatori però restate perché c'è la pubblicità, poi noi ritorniamo insieme con il resto della trasmissione. Grazie ancora, buona serata.